Un capolavoro! Eccoci ragazzi! Primo pesce del 2025. Fagli vedere bene sto pesciotto. Primo pesce del 2025. Dopo una partenza che ho spaccato, è arrivata lei. Bella, arrivava che pesciotto. È arrivata lei. Ragazzi, ci siamo. Primo video del 2025 nelle torbiere. Si apre così, con questa fantastica specchio. Bellissima. Un capolavoro, Mauri. Un gran bel pesce. Bella, scura. Poi sembra che si sia ripresa subito, insomma, è stata rilasciata qua, era a metà, ma adesso come grande. Sì, bravissimo. Questo è un pesce rilasciato, non è un pesce del posto, perché stiamo cercando di ripopolarlo e fare un ceppo un po' strano. E ci sta. Diciamo che questa è partita che era 1,5 kg, adesso secondo me siamo sui 3 kg. Dai, di più. 4 kg. Le hanno lasciate andare ad aprile. Comunque la mia prima specchi. Io qua pesco da 3 anni, ho fatto solo regine, è arrivata la prima specchi. Capolavoro. È un capolavoro. E speriamo nella big, ragazzi. Speriamo nella big. È perfetta, è un gran pesce. È un gran pesce. Bomba Mauri! Comunque ragazzi, è un piacere sempre avervi qua. Bomba, non vedevo l'ora di rivedervi, vi voglio bene. Finalmente Andre, sei tornato anche tu. Grande Mauri, grandissimo. Strabello essere qua. Questo domattina col giorno guardiamo bene dove siamo, perché io sono venuto solo una volta, ma è davvero fantastico qua. Ciao bella! Ciao bella! Torna a casa tua! Diventa più grossa che ti aspettiamo. Grande ragazzi! Capolavoro! Primo pesce 2025. È andato. Adesso mi viene da dire, dobbiamo calare noi, dobbiamo... Ragazzi, calate, io preparo, cucino. Avete già fatto l'aperitivo? Sì, ma finché il Mauri taglia il salame e il formaggio, come faccio a calare? Cioè... Ragazzi, voi calate, vi preparo. Stasera ancora le solite pappardelle, che ogni volta venite vi faccio i miei funghi freschi. Capolavoro. Ottimo. Una specialità. Ottimo. Una specialità. Sì, È il piatto forte delle torbiere. Il piatto forte delle torbiere, quello è il vero pezzo. Abbiamo ragazzoli, abbiamo allestito momentaneamente il campo, la tenda, abbiamo messo giù i lettini. Adesso stiamo facendo un po' la pastura perché siamo in ritardo, siamo arrivati relativamente tardi col buio. Siamo partiti dopo lavoro, sì. Ferrara, Brescia. Non sono 2 minuti, ecco, 2 ore e 40 di strada. Tanto traffico. Ma siamo contenti, prima pescata dell'anno nelle torbiere. Sì, siamo qua, mica, guarda qua. Bidone di pastura pieno e qui in posta. Le canne sono qua pronte per essere aperte. Tenda giù. Ci siamo. Poi, rega, per questa sessione abbiamo diverse chicche, ma ve le mostreremo poi in corso d'opera, quindi ci vediamo più tardi. Anch'io c'ho una chicca, ma non vedrò mai. La mia nuova pastura non vedrò mai cosa ho usato. La nuova pastura non si può dire. Non si può dire. È il nuovo illegale segreto. la tua pastura. Come è legale? Non è droga, però. Non è droga, figa. Allora, i ragazzi sono arrivati con un po' di ritardo e abbiamo 2 tattiche diverse. Allora, Andrea ha avuto un problema con la... È nelle scarpe. No, l'hai detto, figa. Cancella. Cancella. Fai il beep. Questo è un epic fail. Devi fare il beep. Allora, Andrea ha calato la prima canna, adesso è indeciso tra la seconda e la terza. Proviamo a calare le altre. Però ce la sta facendo. Luca invece è andato a lancio, pensava di arrivare là sul cannetto finale, ma secondo me ha fatto un lancio da 15 metri e gli abbiamo detto: è andato sotto? No, l'avevo calcolato. Signori, sta facendo la seconda calata. Vediamo. No, questo è andato... questo è andato meglio sicuramente di quello di prima, Andrea, no. Perché abbiamo fatto ciuff
e ha fatto dopo un secondo ciuff. Cioè era circa a 15 metri dalla riva. La seconda è andata bene. È perfetto. Ricordatevi, le mie canne partiranno stanotte. Lanciate a cazzo. L'abbiamo visto. Soprattutto la prima. Va bene, allora se parte la prima, cioè quella di destra, lanciate a cazzo. A cattura. Bravo. Però io e l'Andrea invece abbiamo avuto una tattica che non vi diciamo. Meglio di no. Sarà un segreto, sarà un segreto. E vediamo, a me è funzionato, ho avuto 2 partenze. Siamo 2 canne a testa per la notte. Io a cazzo andrei un po' più preciso. Io super preciso, vediamo. Vediamo. Io veramente super preciso Io oggi. la prendo sicuro. No. Yes, andiamo. Ci vediamo tra poco con una super cattura. Ci siamo in pesca, Sì. abbiamo calato. Allora è pronta la roba. Fungo e porcino. fungo e Avete porcino. il fornello pacco, figa, ma la fiamma bassa che fa, figa. Bombole scarse. No, Fornello fa la scarso, fiamma bassa 2 e perché, mezza, perché figa. c'è freddo. Bene ragazzi, che dire, la sessione non sta procedendo proprio nel migliore dei modi, però è febbraio, quindi il periodo non è dei migliori, ma siamo comunque, per quel che può essere, siamo comunque fiduciosi. L'approccio alla pescata è stato, direi, solito, stessi terminali, mi viene da dire quasi stesse esche. Con noi abbiamo la nuova linea, una linea prettamente speziata, Robin Red, aglio, cannella, e c'è del bloodworm, una pallina a carica che insomma speravo, ecco, che con queste temperature potesse regalare, invece al momento ancora niente. Le altre 2 canne le ho calate con le infallibili Dumble, qui soprattutto mi hanno sempre regalato diverse catture, e poi con noi abbiamo anche il mais bianco, l'ho unito alla pastura e ho provato a innescare anche quello. Proverò comunque a dargli fiducia per il resto della giornata e poi in caso domani proverò a mettere su una pop-up e una tiger. Il meteo è ballerino, qua non ci ha mai preso. Oggi metteva nuvolo ma non pioggia, invece ha piovuto quasi tutta la mattina. Che dire, il meteo è una cosa che non possiamo controllare, però la pioggia dà fastidio. La pioggia dà fastidio. C'è da dire, ricordando sessioni precedenti, abbiamo fatto diverse catture anche sotto la pioggia, però insomma mi aspettavo, cioè, qualcosa in più, ecco. Vediamo, per adesso un pesciotto Mauri, una slamata, e chissà, magari riusciamo a portare qualche altro pesciotto dal materassino, speriamo. La pastura che ho utilizzato direi che è più o meno sempre la stessa. Ho
avevo preparato a casa un sacchetto con delle ABA sbriciolate, con del pellet ABA, del pellet veronesi, e una volta arrivato in sessione, dovuto dal poco tempo che avevo nei giorni precedenti, ho fatto il mio mix dove ho aggiunto mais bianco, appunto, con canapa e Tiger sbucciate. Ho aggiunto le mie infallibili Tiger self made. Una volta che ero qui ho tritato un altro po' di ABA e le Ultra Spice, ancora il nome dobbiamo trovarlo, quindi se hai qualche consiglio da darmi anche per il nuovo nome della nuova linea, ti chiedo cortesemente di lasciarlo nei commenti. Magari prendo spunto, magari utilizzo proprio quello che mi consigli tu. E che dire, come tutte le stagioni siamo venuti qua anche periodo invernale. L'idea di questa pescata era anche di valutare il posto per eventualmente fare una gara. Io, il Mauri e il proprietario, insomma, abbiamo in mente questa cosina qua. Adesso sarà da valutare bene gli spazi, perché fondamentalmente di acqua ce n'è tanta, ma ci sono anche tantissimi ostacoli che bloccano appunto quelle poche poste che ci sono, ecco. Quindi niente, rimani connesso, se ti va di partecipare eventualmente a una futura gara puoi iscriverci su Instagram e magari su Instagram vediamo di darti qualche dettaglio in più, ecco. Il posto merita, perché il posto è veramente suggestivo, veramente wild. Ci sono tantissimi ostacoli nell'acqua, alcuni si vedono di più, altri si vedono meno, e mi viene da dire che tirar fuori un pesce qua è una doppia soddisfazione. Ci sono alcuni bei pescioni, perché anche Mauri ha fatto diversi pesci veramente veramente importanti, però diciamo grosso modo la taglia si aggira sui 10 kg, ecco. Tante carpe native piccole, però c'è dentro anche qualche bel pesce. Gli Amur hanno raggiunto pesi importanti, ce ne sono tantissimi. Qui sessione invernale, non avevo grosse pretese, ecco, per fare un bel Amur, però non sarebbe neanche stato così male vederne uno. Ho girato tanto per le buche col gommone alla caccia di qualche carpa, di qualche segnale, perché c'è da dire che per adesso non abbiamo visto neanche un salto, neanche una bollata, niente di niente, solo anatre che ci mangiavano la pastura. Però dai, il periodo è quello che è, quindi lo sappiamo. Vediamo insomma di continuare con la strategia che abbiamo appunto adottato e vediamo se le buche ci regalano qualche cattura. Penso che oggi non farò il cambio esca, lascio così com'è. Sono tornato a buttare 2 scucchiaiate di pastura sugli spot, perché appunto, vi ripeto, ho fatto 2 calate praticamente a vista. Una sono riuscito a ritrovarla subito, l'altra no, però avevo diversi punti di riferimento, tra cui anche il dipper mi ha dato una mano a ritrovare il punto preciso. E la canna centrale invece ho voluto riposizionarla, più che altro per controllare l'innesco, perché avevo innescato appunto la nuova linea e dato che siamo ancora in fase di test ho voluto vedere un po' come lavorava. Direi che era impeccabile anche dopo circa 15 ore di pesca, però ho voluto comunque cambiarla e vediamo magari se può partire proprio quella a differenza delle altre 2 è calata su circa 3 metri subito dopo uno scalino, direi uno scalino molto pronunciato che passa da 1,5 metri a 3. Vediamo magari se può essere la strada per qualche carpetta invernale. In questo posto le ABA hanno sempre regalato diverse catture, anche le Tiger, quindi ho tenuto comunque come pastura principale sia Tiger che ABA. E niente, che dire, ci rimane che attendere, vediamo se la sessione può svoltare nelle ultime 20 ore di pesca, chissà.
Tiene sempre le dita incrociate, no? Pranzetto, panino, salame, Salame nostrano, formaggio, salame nostrano. formaggio Ma del Trentino. la cena di stasera è già in Monza, già a bagno. Che sguazza, guarda qua. Manca solo un bip, Guarda che spettacolo. Manca solo un bip oggi. manca solo un bip. Dai che arriva. Bene ragazzi, che dire, il pomeriggio sta passando, tutto tace, neanche un beep. Andrea ha avuto un beep su una canna, ma nulla di fatto, un beep non basta, sapete anche voi. Tanto però volevo dire due paroline sul gommone che abbiamo comprato. Questa è circa la quinta sessione che lo utilizzo. Gran gommone, mi viene a dire, qualità prezzo top, è piccolo, è 1,80 m. L'Ultimate 180 si chiama. Non è una marchetta, preso su Pesca Promo a un prezzo veramente veramente basso. E avevo già letto alcune recensioni, già un mio amico ha il modello più grande, ma la marca è sempre quella e mi sono fidato, anche insomma seguendo il suo consiglio. Gran gommone, ho preso il fondo gonfiabile e lo rende ancora più stabile. Prima ne avevo un altro con il fondo rigido, quello lì con le 3 tavole, e non è per niente stabile. Col gommone, con questo qua invece è molto più stabile e l'ho preso così piccolo per diversi motivi, ma il motivo principale è la comodità nel trasporto. Avendo un furgone, c'ho un doblò maxi, lo carico già gonfio e è una comodità in più, non devo star lì a gonfiarlo tutte le volte. Prendo, carico e capolavoro. Quindi sono molto contento dell'acquisto. Per adesso si sta rivelando un ottimo gommone, versatile, poi mi viene da dire, se uno dovesse utilizzarlo, ecco, poche volte senza andare magari in corsi d'acqua importanti, per me questo qua è la scelta top. Sicuramente anche in un lago grande forse risulta piccolo, però per me, per l'utilizzo che ne faccio io, è spettacolare. Gran gommone, gran Ultimate, tanta roba per il prezzo che costa la cannonata. Di nuovo Elmas, stavolta è Fofana a limitarlo, poi Ricci, Valentino Lazaro, Maripan alza il pallone sul secondo palo, si coordina Maignan. Enes, Abraham, e dietro c'è Felix. Eccoci ragazzi, finalmente, la prima carpa di questo 2025 nelle torbiere per me. Questa sessione Mauri ha preso una bellissima specchiotta e finalmente stanotte, diciamo, è partita anche a me con una piccola reginotta, ma veramente particolare, scura, e sono contento. L'ho presa con una Dumble, qui le Dumble hanno sempre pagato. L'ho calata direi a vista, perché in questi giorni l'acqua è veramente limpida, quindi sono riuscito a vedere circa 1,5 metri di profondità. Calato il mio innesco, pasturato tutto intorno in una punta di canneti che c'è nella riva opposta, circa a una 90 di metri. E stanotte, qualche ora fa, è partita.
Sono molto contento perché anche se il pesce è piccolo sono riuscito a scappottare in questo periodo difficile di febbraio. Pesciotto uscito, speriamo insomma, anche se mancano poche ore, speriamo che ne arrivi qualcun altro da potervi far vedere, ecco. Che dire, adesso vi mostro questa little baby scura, piccola, però potete credermi, il combattimento è stato comunque mozzafiato. Dalla barca sono uscito perché qui davanti a me c'è una boa che insomma la boa segnala degli alberi sommersi, quindi sono uscito a tutto fuoco col gomoncino, sono arrivato sopra e questo è il risultato. Piccola, ma credetemi, una gioia, una gioia. Ieri c'era anche brutto tempo, ci siamo presi la pioggia, un po' una sessione difficile, però qualche pesciotto c'è. Mauri ne ha slamata una anche, però dai, tutto sommato siamo contenti. Siamo contenti, le Dumble pagano sempre, meritano, un ottimo innesco. Una little baby per questa sessione fredda di febbraio. Ciao bella, come si vede bene, l'acqua è proprio limpida, l'acqua è veramente limpida. Ho già calato, sono sincero, in confronto agli altri giorni oggi ho già visto penso siano stati 2 salti, attività di carpe, tra cui sullo spot, quindi vediamo dai, se siamo fiduciosi ne prendiamo un'altra. Boh ragazzi, vi ho appena portato con me a fare una calata. Diciamo che non è semplice su un gommone da 1,80 m col telefono, dipper, canna, pastura, un po' un bordello. Però ci tenevo a mostrarvi una calata. In sostanza ho fatto una calata a vista, l'acqua è così limpida che vedo fino a 1,5 m, 1,6 m e insomma per le torbiere tanta roba. La questione è che le anatre mi hanno mangiato praticamente a metà della pastura. Non ho pasturato tanto, Adesso ci sto tornando su, vado a provare a dare un'altra scucchiaiata, a vedere se tornano le anatre o se torna magari un bel pesce. Vediamo se riesco a mostrarvelo. Intanto mi viene da dire, ho fatto delle calate abbastanza basic, terminali sempre i miei amati combi rig, e poi l'ultima calata che ho fatto è stata con uno spezzone in treccia rivestita e ho sguainato gli ultimi 3 centimetri. E vabbè, niente ragazzi, questa l'abbiamo calata così, circa sui 3 metri d'acqua. Subito appena finiva uno scalino, non so se sono riuscito a farvelo vedere col dipper, diciamo che la situazione era abbastanza impegnativa. E poi le altre 2 le ho calate praticamente su 1,6 m, 1,8 m d'acqua. In una sono riuscito a mostrarvi quello che resta della pastura, quello che hanno lasciato le folaghe, le anatre, gli uccellacci maledetti. Adesso ho dato 2 scucchiaiate di mix per cercare di lasciare un po' di fondo. Il sole non si vede, però dai,
Vediamo se salta fuori qualcosa, così da portarvi una carpetta anche per questa sessione. Comunque ci sono certi punti delle torbiere che l'acqua è veramente bassa, si vede il fondale molto molto bene. Vediamo, dai. Ecco le bastarde che si stavano mangiando la mia pastura. Scappate, scappate, bastarde. Brutte stronze. Era buona la pastura? C'è una carpa. E niente ragazzuoli, che dire, almeno una carpa l'abbiamo vista. Adesso torniamo a riva. Vediamo, abbiamo dato una piccola rinfrescata alla pastura, la calata mi piace, vedo il mio terminale, vedo il mio innesco. Chissà, vediamo. Però dai, mi ha fatto piacere vedere quella carpa. Non sembrava neanche troppo piccola, sinceramente. In mezzo alle frasche era. Quando sono arrivato è subito andata scappata. L'ho seguita un po' e poi è passata sotto degli alberi. Mi sono dovuto fermare per forza. Però dai. E intanto sembra anche che le nuvole abbiano fatto spazio al sole. Ma non ci confido troppo. Il meteo ovviamente metteva bello per la giornata di oggi. Invece un cazzo. Che sono fradicio. Ciao ragazzi, Sì, ciao ragazzi. Luca Fradicio è cascato dentro. Non abbiamo nessuna ripresa, però ve lo posso giurare. Ascoltate, ma non è colpa mia. Luca finito in acqua, figa. Mi sono ancorato a un Fino paletto che non reggeva il mio peso, quindi appena mi sono attaccato che ho fatto leva dal gommone per salire sulla riva, è andato giù, avevo il motore in mano, in quel lasso di tempo di un paio di microsecondi ho dovuto decidere se salvare il motore. Una gamba sul gommone, l'altra sulla sponda, messo così. No, no, era proprio tutto giù, figa. E poi è finito giù. Era poi tutto giù, sono figa. andato giù. Mi ha chiesto di il dargli una gommone- mano, pensavo che doveva salire, poi l'ho guardato in faccia. Figa, nell'acqua fino a qua con la faccia tutta bianca. Ok, è finito in acqua. L'acqua era fredda. Per fortuna avevo il cambio, il gommone mi si è anche ribaltato sulla schiena perché ero lì a metà gabella, metà di qua, metà di là. Vabbè dai, insomma, Vabbè, è andata. fanculo. Vabbè, dai. Parliamo della sessione. Difficile, lo sapevamo. Fine febbraio, freddo, Freddo, pioggia, venerdì mattina ghiacciato, nebbia. pioggia. Nebbia stamattina, critica. Ancora critica. pioggia. Sicuramente le carpe non hanno così tanta voglia di girare con questi tempi qui, con questi clima qui, magari anche loro vogliono stare al riparo. Però qualcosa è uscito, anzi, una bella specchia è uscita, una bella regina. Livrei perfetto come sempre, qui le torbiere. Pesce perso, dai, vabbè. Pesci naturali, bello bello, dai. 3 partenze le abbiamo avute. Dai, ci rifaremo alla prossima sicuramente con un clima un po' più gradevole. Un po' più diciamo. mite. Abbiamo mangiato bene, che il mitico Mauri ci fa da mangiare, come sempre. Il mio compleanno. Auguri Mauri, adesso mi schifo. Auguri! Auguri! Cazzo, adesso è acceso. Certo, per il primo Niente. pesce 2025, l'ho fatto. Una l'ho bella scappottato. chiusura di video. Tanti Tanti auguri, auguri a tanti te, tanti auguri a te, tanti auguri a Mauri, tanti auguri a te. Non finisce più. È bello lungo. Vabbè ragazzi, che dire? Noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento sempre a un nuovo video. A volte nuovi spot, a volte vecchi spot con vecchi amici. E niente, ci vediamo al prossimo video. Un saluto. Ciao ragazzi, non finisce più.
Che sono fradicio, sono fradicio. Aspetta, vado a buttarlo là.